Conclude Guarraci. I pro e i contro di Agrigento, i problemi e i pregi della città della Valle dei Tempii, il sole, il mare, i colori, ma anche la crisi idrica, la mancanza di lavoro, l'emigrazione e la voglia di riscatto dei giovani agrigentini. Ecco gli spunti che hanno indotto un giovane musicista di Agrigento, Biagio Marino, a scrivere una canzone il cui titolo è Qui di neve non ne cade mai, che si è rivelata anche il tormentone dell'estate 2009. Biagio Marino si è anche esibito alla Notte Bianca di Aragona. L'ha intervistato Davide Sardo. Voglio raccontare una storia antica. Biagio Marino, la tua canzone ha riscosso un grande successo anche perché racconta dei problemi di Agrigento, del rapporto tra i tunisini e i siciliani. Esatto, sì, oltre a raccontare alle grandi contraddizioni che ci offre la nostra terra, sottolineo anche le bellezze della nostra terra, il nostro mare, il nostro sole e il fatto che di neve appunto non ne cade mai, e accomunati a questo l'enorme gravità anche che si manifesta in questi giorni soprattutto nel canale di Sicilia, degli emigranti e dei clandestini. Quindi emigranti e marocchini tutti vivono come mischini, siciliani e tunisini sono amici da bambini. Allora, questa canzone è stata scritta circa 6 mesi fa. Di solito io sono un ragazzo, io studio musica e in un periodo dove ero sui libri, ovviamente la musica ricorre sempre nella mia testa e quindi mi spostavo dai libri al pianoforte, e una volta sedutomi al pianoforte ho cominciato a comporre prima la musica e poi a mettere su un po' di parole, ed ho scritto la canzone Di neve non ne cade mai, che appunto sottolinea le contraddizioni della mia Agrigento e sottolinea anche le bellezze della mia Agrigento. Per cantare questa canzone ti servi anche di un megafono, perché? Esatto, un megafono anche serve a dare l'effetto, diciamo, alla voce, ma serve anche come espressione di urlare qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Una canzone subito apprezzata dal pubblico non solo giovane. Sì, esatto, io ho partecipato ad un concorso a San Leone dove ha riscosso un grande successo. A breve anche dovrò girare il video di questa canzone, un videoclip, e conto anche verso settembre di poter andare al Festival della Canzone Siciliana, sottopormi alle selezioni in modo tale di partecipare con un altro inedito, con un'altra canzone. Quindi non le prenderai, ma con il mare ti congelerà. E siamo